Ieri, 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, si è svolto un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Agrigento, dal titolo I frutti della memoria e il ricordo delle vittime della strage di Capaci, che si è tenuto presso l'Aula Morvillo del Tribunale di Agrigento. L'evento si è svolto a numero chiuso con la partecipazione in presenza di non più di 20 persone ed è stato seguito solamente virtualmente tramite diretta video sull'evento nelle pagine Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Agrigento. Durante l'evento, dopo un indirizzo di saluto del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a turno si sono letti brevi brani di prosa e poesia in memoria delle vittime. Oggi abbiamo organizzato questo evento in occasione del 29esimo anno dalla strage di Capace. Ovviamente sarà un evento virtuale, un po' per le restrizioni dovute al Covid, un po' perché oggi l'anniversario della strage di Capaci cade di domenica, quindi il Tribunale non è aperto al pubblico. Abbiamo chiamato questo evento che sarà fra poco una diretta su Facebook, e quindi tutti potranno seguirla dalla nostra pagina istituzionale ANM sottosezione Agrigento. L'abbiamo chiamato I frutti della memoria perché il senso è quello di ricordare e soprattutto far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato Giovanni Falcone, le opere, la sua lotta contro la criminalità organizzata e quello che il tragico evento del 23 maggio 92 ha rappresentato per l'Italia e per la lotta appunto alla mafia. Quindi spazieremo con delle brevi letture di prosa, di poesia, di autori un po' più celebri, altri meno, fino ad arrivare alla lettera degli studenti che lasciano presso l'albero di Falcone a Via Notarbartolo, proprio perché è alle nuove generazioni che ci vogliamo rivolgere con questo evento, che abbiamo proprio chiamato Frutti della Memoria. Chi sono i partecipanti a questa iniziativa stamani? Siamo, come dicevo prima, per le restrizioni Covid siamo soltanto noi pochi colleghi del Tribunale che dall'aula Francesca Morvillo, dall'aula 8 del primo piano, trasmetteranno questo evento e che potranno leggere. No, siamo soltanto alcuni colleghi che hanno aderito a questa iniziativa. Ecco, quanto è importante ricordare la memoria, specialmente per i giovani che magari insomma, hanno difficoltà o seguono poco gli eventi della cronaca. È importante perché credo sia necessario trasmettere i valori che Giovanni Falcone ci ha lasciato e promuovere sempre la cultura della legalità alle giovani generazioni. Infatti ci siamo accorti, tra l'altro organizzando questo evento, che molti studenti citano spesso dei libri di testo che vengono letti nelle scuole con un linguaggio semplice, e questa è una cosa che abbiamo apprezzato perché vuol dire che dopo tutto questo tempo comunque i valori sono tramandati e si parla sempre di quello che questo evento ha rappresentato.